dia Aderidia. Salude, hai domande non Aderidia? E io ti rispondiamo. Aderidia rende a pelle gialla, ma non è mica una malattia. In dei creature nascidoge a cave si devono abituare a campare fuori di corpo di mamma. Ti domandi come e perché? Temo da spiegare. In sangue abbiamo ciò che noi chiamiamo globuli rossi. Giovano a trasportare l'ossigeno che noi respiriamo. Ma a capo di 2 mesi diventano troppo vecchi per marciare bene. A persona rimpiazza dando con globuli noi e si sbarazza di vecchi. Rouge questa bilirubina. Quasi! Bilirubina. È trasportata per il sangue sino al fegato che l'eliminezia. Ma quando nasce un ciuscio, il suo fegato non è ancora pronto a fare il suo lavoro o non è a bezzo. Tanto un marcia abbastanza in furia. Per via di questa, la bilirubina si può ammassare in sangue. Come le gialla, da un colore giallo a pelle e a un bianco di occhi. Quasi a metà di giù c'è una Aderidia una settimana dopo la nascita. Sparisce a capo di 1 o 2 settimane quando il fegato fa il suo lavoro. Per aiutare il ciuccio li si dà bene ogni 2 o 3 ore. Dà energia al suo fegato. Se non basta, si può mettere sotto una lampada speciale che l'aiuta a eliminare la bilirubina. Ecco, ora capisci meglio che è Aderidia.